Ed eccoci qui, buongiorno a tutti, bentrovati a Io Compro Siciliano Live. Appuntamento del venerdì, lo sapete, l'appuntamento dedicato alla rubrica letto e sottoscritto, ma oggi sarà veramente una puntata speciale. E diamo subito il benvenuto a Giorgio Lupo per introdurre questo argomento e questa puntata interamente dedicata al letto e sottoscritto e non solo. Giorgio, ciao! Ciao Eliana, ciao a tutti. Come stai? Un po' provato perché ho accompagnato mia madre a fare il vaccino, quindi già io quando vedo la coda mi sento male a prescindere. Poi in verità in un'oretta e un quarto ce ne siamo usciti, quindi una bella giornata comunque, in qualche modo una bella giornata storica. perché stiamo raccontando sì. Quindi anche di fare il vaccino. Ricordiamo che in questi giorni ci sono Assolutamente, è un primo passo, sì, è un primo passo per poter sperare di tornare a fare una vita normale, quindi un bel momento oggi è stato, decisamente. E in Sicilia si sta tentando di accelerare un po', quindi anche a Palermo quest'oggi c'è l'opportunità di fare i vaccini sui 60 anni anche senza prenotazione, quindi informatevi perché è importante riuscire a uscircene presto. Tra l'altro so che hanno tenuto un ritmo di 500 vaccinati all'ora, che non è male, quindi tutto sommato sta funzionando, dai. Anche perché questo letto e sottoscritto, così come tutti gli appuntamenti di Io Compro Siciliano, li vogliamo fare live, però non dal web, cioè anche dal web così chi all'estero ci segue, però li vogliamo vivere vicini, a contatto, vogliamo conoscerci. Magari. Beh, infatti allora, io Eliana credo che sia un oggetto, non un oggetto, un personaggio bidimensionale, tipo i cartoni animati, no? Un ologramma. Non so quanto è alta, niente, ho una conoscenza parziale di lei. Così, è stessa a mezzo cosa mia. busto. Esatto, È reciproca la cosa. E oggi ci devi presentare uno scrittore. Vorrei andare subito al dunque perché oggi siamo abbastanza emozionati da questa puntata e non sarà facile usare le parole giuste, però partiamo subito dallo scrittore protagonista di oggi. Assolutamente, Roberto Mistretta. Lo facciamo entrare e lo presentiamo. Ciao Roberto. Benvenuto. Ciao a tutti. Allora, Roberto è, oltre che un carissimo amico, e questo vabbè, può anche non interessare a chi ci ascolta, è uno dei giallisti più importanti d'Italia, ha vinto per la prima volta come siciliano in 43 anni il premio Tedeschi Giallo Mondadori, che è, tra virgolette, l'Oscar dei romanzi gialli inediti, per capirci. E questo l'ha fatto 2 anni fa. E poi anche. E noi possiamo festeggiare anche dopo 2 anni, ne andiamo orgogliosi. Sì, ma poi chi vince il Tedeschi, un po' come chi vince l'Oscar, per sempre sarà chi ha vinto il Tedeschi, una sorta di club che ti dà una medaglietta che ti puoi portare addosso sempre, legittimamente. E oltre che essere grande giallista, è cronista, giornalista professionista della Sicilia, scrive anche su Sicily Mag, e ha una capacità straordinaria di mettere la sua penna a servizio dei siciliani per bene. È una cosa meravigliosa che lui dice. Quindi una penna attraverso la quale ha raccontato dei siciliani per bene, il giudice Livatino, il giudice antimafia della procura di Caltanissetta, il beato Don Pino Puglisi, e il testo che oggi è il protagonista di questo incontro, che è la vita e la storia, il racconto dell'impegno e della lotta di Don Fortunato Di Noto. Tra l'altro, prego, potremmo anche fare entrare Don Fortunato, ma poi lasciamo la parola a Roberto. Onorati di avere qui con noi quest'oggi Don Fortunato Di Noto. Buongiorno a voi, grazie. Ben arrivato, Don Fortunato. Grazie. Ben arrivato. Allora, una domanda subito a Roberto. Qual è stata l'ispirazione? Cosa ti ha fatto pensare che fosse necessario scrivere il libro che è appena uscito? Ricordiamo che è uscito ieri, Edizioni Paoline, quindi è assolutamente una novità fresca di stampa.
Ma sai Giorgio, credo che ci siano dei libri necessari e come tutte le cose necessarie a volte ci vuole il tempo giusto comunque per metabolizzarle dentro di sé. Io conosco Don Fortunato ormai da 20 anni quando scrissi un libro, Il canto del lupo, che in maniera romanzata racconta questo triste ma purtroppo reale fenomeno della pedofilia. Lo scrissi perché c'era stato un fatto vero, non si potevano raccontare realmente le cose come stavano sulla stampa e quindi romanzai attraverso il mio maresciallo Bonanno la storia di questi bambini abusati e volli come testimonial Don Fortunato di Noto. Il libro è tornato per la terza volta in libreria grazie a Frilli Editori e quindi con Don Fortunato ci siamo rivisti a Catania, alla Feltrinelli di Catania e poi ci siamo rivisti ad Avola. In quelle due occasioni maturai una convinzione, la convinzione di raccontare Don Fortunato perché? Perché di lui si sa la sua lotta contro questa piaga che devasta l'umanità, contro la pedofilia. Ma chi è veramente Don Fortunato? Da dove nasce questa sua lotta interiore? Cos'è che ha fatto scatenare in lui la voglia di gridare e di continuare, nonostante tutto, nonostante l'avversione, nonostante sia stato più volte denunciato, indagato, mascariato, visto che siamo in Sicilia possiamo anche dire questa frase. Ecco, questo libro nasce a ridosso della 25esima giornata in difesa dei bambini vittime di pedofilia. Una giornata che ha istituito proprio Don Di Noto e la sua associazione Meter, e sapete perché? Non perché Don Di Noto si è alzato un giorno e ha detto istituiamo questa giornata, ma perché i pedofili a livello mondiale hanno istituito la giornata dell'orgoglio pedofilo. Si chiama Alice Day e questa giornata cade il 25 aprile. Ecco, Don Di Noto ha risposto con la giornata dei bambini vittime di pedofilia nella prima domenica di maggio, quest'anno cade il 2 maggio, e ogni anno loro, Don Fortunato con i bambini, tanti bambini, indossando una maglia gialla, si presentano in piazza San Pietro dal Papa e vedete questa macchia gialla dove loro testimoniano la voglia di lottare contro tutti e tutti, contro tutti coloro che non fanno altro che abusare dei nostri bambini. Ecco, questo è un libro che ho voluto raccontare, la storia di Don Di Noto che sta alla base di questa lotta. Grazie Roberto. Tra l'altro dico subito una cosa, il tema, dal tema si tenta di rifuggere, di scappare perché fa paura. L'errore che non va fatto è pensare che il libro abbia soltanto il tema da cui rifuggere come contenuto. Il libro, come ha detto Roberto, è un invito alla speranza, si ancora alla forza che Dio sa dare ai suoi discepoli quando hanno un tempo voglia di ascoltarlo, ed è un libro che è una lotta militante ma carica di energia, quindi veramente fa bene e tra l'altro ispira secondo me anche a fare il proprio dovere ciascuno nel proprio ambito. Ora cito una frase che mi ha colpito, le frasi dal libro che mi hanno colpito sono tantissime, poi chiederò a Don Fortunato di raccontarci chi ha scritto questa frase. Grazie, sono libero, ma ora grida per me e per tutti gli altri bambini. Ti chiedo, Don Fortunato, di raccontarci chi ha scritto questa lettera e chi ha scritto queste parole. Beh, quelle parole, innanzitutto vi ringrazio della veramente ospitalità, è sempre una bella cosa poter condividere con persone buone, generose, attente. Vi sto guardando, cerco di entrare dentro i vostri occhi e quindi il vostro cuore, che si trasforma poi in un'attenzione anche chi ci ascolta. Comunque è una frase che mi fu scritta da allora, stiamo parlando di 21 anni fa, di uno dei primi bambini, Carlos, che per una fortuità nel 1997 mi sono imbattuto in un portale dove c'erano del materiale pedopornografico, quindi stiamo parlando di una storia antica, lontana, e in queste immagini c'era questo bambino, allora aveva 5 anni, per 2 anni io l'ho visto quasi crescere mentre veniva abusato, è pesante dirlo, veniva abusato oltre dalle persone ma anche da animali, da cani, e questo bambino era in una
schiavo in da un'organizzazione di brasiliani, dove la fortuità mi ha portato a mandare un'email. Io immaginate, senza erogatori internazionali, allora eravamo all'inizio dell'epoca di internet e quindi proprio in maniera rudimentale, comunque partì una email e trovai proprio un capitano, dottor Marcelo Mauro de Silva Lima. Ora è un grande dirigente della polizia brasiliana in accademia, quindi ha fatto anche carriera, però la sensibilità di questa persona, che gli era nato una bambina, lo portò a prendere sul serio quella segnalazione. Bene, quella segnalazione portò a un'indagine molto importante. Furono arrestati 4 che avevano implantato un vero e proprio commercio di bambini, furono liberati centinaia di bambini. Carlos è uno dei tanti bambini che, per ringraziarmi, manda un messaggio. Bene, e tanti altri bambini furono poi salvati. Io non so più dove e che fine ha fatto Carlos, perché vedete, da quel giorno, oltre alle tante altre situazioni che si erano venute a creare nella mia vita, ecco, le cosiddette organizzazioni pedocriminali iniziarono a puntare contro di me. Tenete conto che da più di 22 anni che io ho columità, la domanda che sempre mi pongo, che senso ha? Cioè, qual è la ragione? Uno che difende i bambini, uno che tutela i bambini, uno che sta dalla parte dei bambini deve essere tutelato dalle forze dell'ordine. Questo significa che il mondo della pedocriminalità è un mondo ben strutturato, perché i bambini sono diventati il nuovo business che produce economia criminale, ovviamente, e questi pedocriminali, che hanno anche una grande, enorme fetta di uomini e donne perversi che godono della realtà dei bambini, ecco, producono materiale, producono video, foto, perché vedete, i video e foto sono già abusi avvenuti, cioè i bambini già sono stati rovinati, sono stati segnati per tutta la vita. A volte manca questa risposta, no? Questa dimensione, come dire, collettiva di risposte. Io devo veramente con voi, nell'opportunità di presentare questo libro, che vi consiglio di comprare, ecco, non per una questione commerciale, ma almeno per leggere. Ieri una giovane donna mi ha scritto, perché ha comprato il libro, lo sta leggendo, e proprio con le lacrime scriveva, questa giovanissima donna, che sto piangendo perché è come entrare dentro un film reale, cioè un film, proprio uno snodamento di eventi che vanno al cuore delle cose. Io credo che questo è quello che dobbiamo fare, ecco, perché diceva Roberto in un post, un libro non è che cambierà il mondo, però almeno favorirà la possibilità di modificare il cuore, ecco, fare qualcosa, impegnarsi. È come quando noi parliamo del femminicidio, una tragedia in quella storia. Le donne, ecco, io vedo qui una presenza di una donna, le donne scendono in piazza, fanno le panchine rosse, fanno palinsesti in TV. Io non capisco perché, se il 78% delle violenze pedofiliche sono fatte sulle bambine, no, piccole donne, perché non c'è questa risposta. Questo è un fatto che fa molto riflettere, e questa occasione di presentare il libro con voi, e che io compro siciliano, io sono siciliano doc, e me ne vanto, e credo bisogna fare di più, e vi ringrazio sempre per quello che state facendo, ecco, per noi. È un tema che fa tanta paura, è un tema che a chiunque abbia una sensibilità spaventa, perché l'orrore che viene descritto è un orrore che fa veramente pensare a cose che non ci immagineremmo mai possano essere reali. Roberto, quando hai messo nero su bianco questi racconti, cosa hai pensato potesse venire fuori da queste parole? Hai pensato di poter mettere un carnefice di fronte ai fatti, poter fargli capire che cosa accade in realtà? Hai pensato di poter far arrivare a chi è lontano da tutto questo una realtà che è vera e che è esistente? Chi è il tuo primo interlocutore che hai avuto in mente? Il primo interlocutore, oltre l'uomo comune che però può fare poco,
il primo interlocutore per me sono le istituzioni, perché vedi, questo libro, dicevo prima, è un libro necessario perché noi non cerchiamo di capire o giustificazioni, noi cerchiamo soluzioni. Questa è una frase che dice Paolo Di Noto, il fratello maggiore di Don Fortunato. La mestizia che io ho visto negli occhi di Paolo Di Noto è qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Paolo Di Noto dice una frase, nel libro c'è, ho dedicato un capitolo a lui. Lui dice: il mio sogno è sedermi di fronte a un computer e non vedere le immagini che sono costretto a vedere per il lavoro che faccio e che ha scelto di fare come una missione, quasi costretto dal fratello, perché non tutti avrebbero retto e non tutti reggerebbero. Lui mi dice: se continuo così io mi farò qualche anno di carcere, ma inonderò il web per fare vedere quello che succede, perché solo così si potranno scuotere le istituzioni. Perché quando si parla di pedofilia la gente pensa che sia la palpatina, l'abbassamento del costumino, ma se vedessero soltanto uno di quei filmati resterebbero inorriditi. Io vi posso dire che non ho voluto vedere quello che loro sono costretti a vedere, ma ho percepito in tutti gli operatori di Meter questa empatia. Ho visto la foto dei bambini scomparsi, quindi noi cerchiamo soluzioni. Le soluzioni Don Fortunato le ha, è quella di una super procura che superi le rogatorie, perché non si può combattere contro astronavi aliene che viaggiano alla velocità della luce con le pietre o con le clave, perché questo è. Cioè non si può continuare a denunciare e non raccogliere le denunce, non si può continuare a vedere dei provider che pubblicano impunemente questi siti, dove addirittura gli abusi vengono portati avanti da abusanti a volto scoperto, cioè si fanno vedere, non temono neanche di incappare nelle leggi perché le leggi hanno le maglie molto larghe. Ecco, questo è il punto, questo è il mio interlocutore, per questo io vorrei trovare capi di Stato sensibili che oltre a litigare per la poltrona, che viva Dio, se la sono guadagnati, che se la tengano, ma facciano anche qualcosa per i nostri bambini, i nostri bambini. E noi oggi vogliamo anche dare la misura delle soluzioni, pensare a dove si può arrivare. Abbiamo citato l'associazione Meter, ora ne parleremo, ma abbiamo citato questa data il giorno dedicato ai bambini che sono stati vittime di questa violenza. Noi abbiamo delle immagini di una manifestazione, di una delle giornate in cui a Roma c'è stata la possibilità di sventolare questo colore giallo, questo simbolo, che può essere anche un simbolo di ripartenza. Vediamo insieme questo video. Abbiamo visto anche l'abbraccio con Papa Francesco. Non penso sia un caso che questa data che ha scelto Don Fortunato cada proprio nel mese mariano. Ma io vi ringrazio perché quella giornata nata così, in parrocchia, stiamo parlando di 25 anni fa, quando nessuno celebrava, nessuno ricordava. Abbiamo iniziato con i bambini facendo una messa, mettendoci una maglietta gialla, un nastrino. Abbiamo iniziato con niente, stiamo continuando con niente, pochissime risorse, credetemi. Cioè, molte volte quando uno pensa alle giornate spendono milioni e milioni di euro per organizzare cose impressionanti, ma noi l'abbiamo fatta così, da siciliani, dal profondo sud, e quando abbiamo iniziato era chiamata all'inizio la giornata dei fiori recisi, poi è diventata sempre più una giornata importante,
e dal 2002 è diventata anche, voi tenete conto, dato che stiamo parlando a tanti siciliani, è anche una giornata istituzionalizzata dalla Regione Sicilia per legge, e devo essere onesto, la Regione Sicilia non l'ha mai celebrata. Cioè, c'è una legge che ha istituzionalizzato quella giornata, ma non ha mai celebrata. Ecco, noi abbiamo continuato a farla. Noi troveremo il modo di ritrovarci il 2 maggio, in qualche modo. Non so che giorno, veramente, io vi ringrazierei, io compro siciliano, mi prendo io la responsabilità, ci siamo, vogliamo fare parte di questa lotta, perché anche con Giorgio ci dicevamo una cosa prima, in questi giorni, quando ci siamo sentiti prima di questo collegamento, che vuole essere un po' anche la speranza, perché noi non sappiamo oggi chi ci sta ascoltando. Potrebbe anche essere un messaggio importante, Giorgio. Sì, l'invito è di chiedere a Don Fortunato cosa può fare oggi, che magari tra gli spettatori, tra chi guarda, c'è chi sta subendo una violenza o l'ha subita. Quali sono i canali da poter utilizzare, visto che c'è una mano tesa, come fare a prenderla? È molto semplice. Innanzitutto chi sta subendo delle situazioni di violenza, sia bambini, adolescenti, anche nel mondo del web, deve sapere che ci sono i punti di riferimento. Ecco, basta andare sul portale associazionemetere.org e può trovare tutte le informazioni. C'è un numero verde nazionale che è di Metere, l'845 52 70, 845 52 70, che può essere utile anche per un'informazione, per un tentativo di consolazione. Ecco, noi riceviamo tantissime veramente importanti telefonate per l'emergenza. E poi evidentemente deve sapere chi è vittima, ma anche chi non è vittima, che ci siamo, cioè l'esserci, la presenza, non è una presenza virtuale, è una presenza molto reale. Vi invito, quando ecco, questa pandemia ce lo permetterà, di venirci a trovare, di conoscere Pachino, anche il nostro centro polivalente, polifunzionale. Abbiamo la nostra sede nazionale, abbiamo i tanti volontari, operatori, tante belle famiglie, abbiamo anche il servizio che facciamo all'autismo, ai bambini autistici con particolari percorsi. Quindi ecco, non pensate che la realtà di Metere si occupa soltanto di pedofilia. Pedofilia e pedopornografia certamente è al primo posto per tante ragioni, ma anche facciamo servizi che riguardano le piccole persone, i bambini, le famiglie. Tenete conto, tanto per dirle soltanto una, che da questo piccolo mondo siciliano, profondo sud, che Avola, nella parrocchia della Madonna del Carmine, ora sono anche parroco a San Giovanni Battista di Avola dal 2019. Ecco, che cosa è successo? È successo che 25 anni fa, quando mi buttavano i pesci in faccia, tenete conto che il Newsweek mi dedica una copertina. Il Newsweek, non è che stiamo parlando dell'ultima rivista del mondo, è proprio nel 2001, dove si dice, ecco, il prete di Avola, quel prete di Avola aveva veramente ragione quando iniziò a gridare, a dire che anche internet, oltre che essere una cosa bellissima, poteva diventare il luogo dove i bambini potevano trovare i luoghi di pericolo e di adescamento e tutto ciò che poi si è sviluppato. Ecco, io credo che... Oggi detto sempre di più, Don Fortunato, perché troppe volte in questo periodo in cui siamo chiusi a casa e tante volte i bambini hanno come babysitter questi telefoni con un accesso a internet illimitato, si fa presto a fare ballettini che possono essere il divertimento, il primo divertimento di chi non cerca altro se non questi primi segnali, e non sempre si sa un bimbo da solo cosa può ricevere, dove può andare a finire. Quindi questo vuole essere un appello anche fortissimo ai genitori. Ma abbiamo un sacco di messaggi che ci sono arrivati nel corso di questa diretta, siamo già andati oltre i nostri tempi, ma dovremmo stare qui ore e ore a parlare per poter portare il messaggio di Don Fortunato di Noto. Ma intanto leggiamo alcuni di questi saluti che ci sono arrivati, come Antonino di Caccamo che ci saluta da Milano e noi ricambiamo affettuosamente, John Blandi da New York, anche da parte sua arriva un felice venerdì a tutti noi, e noi ringraziamo Selina Alcalà che dice sempre un piacere seguirvi, e noi siamo felici di questo. E c'è Davide Morici che ci dice: è un onore e un piacere dare voce, forza e condivisione ad un argomento tanto delicato. Grazie agli illustri ospiti. I bambini sono gli uomini del domani e non si toccano. Tanta violenza nascosta dentro le mura di casa,
Solidarietà è sempre disponibile a divulgare questa tematica. Come avevo anticipato poco fa, conosco la famiglia di Io Compro Siciliano e sono felice che Davide lo stia confermando. Io Compro Siciliano presente nel cercare, supportare e divulgare soluzioni. Complimenti a Don Fortunato e a Roberto per la grande professionalità e la grande sensibilità. E questo è a cuore aperto il messaggio di Io Compro Siciliano, e aggiunge: grazie a Giorgio che cura questa finestra di altissima qualità culturale e sociale. Quindi noi siamo felici. E Diana professionista doc l'hai censurata. E quello era autoreferenziale. E noi oggi abbiamo raccontato un argomento che non è intrattenimento. Parlare di pedofilia, di pedopornografia non è bello. Diceva Don Fortunato della violenza sulle donne, ormai se ne parla ovunque, c'è ancora un tabù nel parlare di un male di una piaga che è di una gravità immensa e a cui bisogna dare voce, e noi oggi abbiamo provato a farlo insieme a voi. Quindi grazie Don Fortunato Di Noto per tutto quello che ha sempre fatto e per tutto quello che ancora farà. Grazie a Roberto Mistretta per aver avuto anche la forza con la sua grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi. E grazie Giorgio che hai scelto di portare dentro le sottoscritto una tematica così importante. Prossima settimana si cambia come sempre argomento. Prossima settimana invece si cambia, prossima settimana si volta pagina come registro. Avremo il piacere di avere Mario Liberto con una serie di testi di approfondimento della cultura gastronomica siciliana. Quindi sarà un bel sicilianissimo, anche lui. Parleremo di mangiare. Io, come sai, ho un palato grezzissimo, per cui cercherò di barcamenarmi e cercare di capire di che parla, però a ogni modo l'esperto è lui. Quindi nella famiglia di Compro Siciliano sono tutti buon custai, sappilo, quindi saranno attentissimi. Io mangio tutto, se mi invitate mangio tutto e dico che è tutto buono, per cui è perfetto. Io vi ringrazio tutti quanti voi che ci avete seguiti quest'oggi, e oggi più che mai vi faccio un invito speciale: condividete questa diretta e proviamo anche noi a dare una mano per divulgare questo messaggio importantissimo. Tra l'altro, Eliana, l'ultima cosa per dare il peso del fenomeno: ci sono 18 milioni di bambini abusati in Europa, che è un dato che fa paura, ma soprattutto ci sono 18 milioni di predatori in Europa. E quindi questo è una battaglia che ancora forse deve avere la giusta risonanza. Spero che abbiamo in qualche modo nel piccolo contribuito. Condividete questa diretta. Grazie Giorgio Lupo, noi ci rivediamo venerdì e con noi ci rivediamo lunedì con una nuova puntata di Io Compro Siciliano Live. E grazie a Nicolò Acquisto che ha curato come sempre la regia, Marzia Monreale, grazie a tutto lo staff di Io Compro Siciliano. Buon weekend.